una passeggiata sul ponte, uno spuncione nelle osterie prima dell'aperitivo e delle foto di rito fra le piazze e il Brenta. Oppure una visita al museo o un bicchiere di vin bianco ristoratore al ritorno dal picnic sulle colline. Un lunedì dell'Angelo come tanti altri nella storia di Bassano del Grappa e del suo territorio. Peccato che quella di quest'anno sia una Pasquetta decisamente fuori dal normale, con le limitazioni imposte dall'emergenza coronavirus che trasformano il ponte e il centro storico in una cartolina d'altri tempi. E questo è il Ponte Vecchio. Non c'è nessuno a spasso, nessun turista, nessuno che va a prendere l'aperitivo, nessuno che va in centro per una passeggiata. In qualsiasi altra Pasquetta o giorno di festa, questo ponte, questo luogo, uno dei posti più belli d'Italia, sarebbe brulicante di turisti, di visitatori, di persone. Invece è così, ed è giusto che sia così. Turisti non se ne vedono e i residenti dimostrano di aver ben assimilato quel che c'è da fare per evitare il diffondersi del contagio. Si resta a casa, punto e basta. Qualcuno porta fuori il cane, giusto il tempo delle esigenze fisiologiche dei nostri amici a quattro zampe, mentre dalle finestre passano la musica e le chiacchiere dei bassanesi a tavola per il giorno di festa. E questa invece è Piazza Libertà sotto lo sguardo vigile di San Bassiano e del Leone di San Marco. Nessuno in giro, solo qualche piccione, un palloncino che rotola portato dal vento. Torneremo a darci la mano su quel magnifico ponte, come canta la canzone. Torneremo ad abbracciarci, a scambiarci baci d'amore, a incontrarci, a brindare e a vivere la città, il Brenta e tutto quello che il bassanese porta in dote. Ma per il momento è giusto lasciare tutto questo al vento e al rumore dell'acqua che scende dai monti. Torneremo e sarà ancora più bello.